Posso che dire di essere molto molto amareggiato, è inutile, purtroppo le amministrazioni pubbliche continuano a lavorare così in sfregio ai problemi e alla pena che hanno causato alla mia famiglia e a me. Naturalmente questo non interessa a nessuno, direi anzi che è uno spregio anche di 4 sentenze dei tribunali che lo hanno accusato di essere colpevole di un reato proprio durante la sua funzione di ispettore di polizia. Quindi cosa vuole che le dica? Sono cose che non avrei mai voluto sentire e che purtroppo oggi leggo sui giornali. È costernato l'ingegner friulano Elvo Zornitta, a lungo accusato di essere una bomber, dopo aver saputo che il poliziotto Ezio Zernar ha ricevuto una promozione lavorativa. L'agente che dava la caccia al bombarolo del nord-est, che tra il 1994 e il 2006 mise in atto una trentina di attentati tra Veneto e Friuli, fu accusato di frode processuale, falso e violazione della pubblica custodia delle cose. Secondo i giudici, infatti, avrebbe manomesso il lamierino che componeva l'ordigno ritrovato integro nella chiesa di Sant'Agnese a Porto Gruaro nel 2004, una manipolazione che sembrava fatta apposta per incastrare Zornitta. Oggi la gente, scrive sul suo profilo Facebook, si prova a tener duro, se non altro, per chi mi è sempre stato vicino, rispondendo ad un amico che gli ricorda la vigliaccata che ti hanno fatto, si legge. E Zornitta commenta: vorrei dire che la vigliaccata è stata fatta a me e alla mia famiglia. E questa è la cosa fondamentale, è stata fatta a noi e ha rovinato la nostra vita, non la sua se l'è cercata. E mentre Zernar, che si è sempre definito vittima di un errore giudiziario, gioisce per essere stato premiato proprio da quello Stato che l'aveva condannato, Zornitta si sente tradito per l'ennesima volta. Fa male quando soprattutto quella ingiustizia ha pesato tanto sulla propria vita, sul proprio futuro, su tutto quello che uno ha lavorato una vita per creare. Ha rovinato tutto e contemporaneamente si sente effettivamente l'ingiustizia che l'amministrazione pubblica continua a fare a noi cittadini che la manteniamo.